Esatto, e a questo proposito ringrazio anche l'apporto importantissimo della Polizia Ferroviaria che ha proprio intercettato queste persone mentre arrivavano, facendo sì che si potessero subito individuare e togliere, diciamo, da quest'area che viene sempre più bonificata a questo punto attraverso l'attività sinergica appunto ed interforze della polizia locale, la nostra questura e i colleghi della polizia ferroviaria. Ecco, visto il buon risultato si proseguirà. Assolutamente lo proseguiremo e sempre con maggiore incisività ed interesse, perché ovviamente non perdiamo mai di vista il fatto che queste persone possono spostarsi da un'area e magari trasmigrare in un'altra. La soglia di attenzione è alta in tutte le aree che consideriamo sensibili, quindi tranquillizziamo anche i cittadini sotto questo aspetto. Non perdiamo di vista nulla e il controllo, anzi, qualora ci siano delle situazioni di degrado, di molestie o di presunto pericolo, chiamateci, entrate nei nostri uffici, segnalatele, perché i cittadini sono anche i nostri occhi e le nostre orecchie.